Abbiamo tutti i dati positivi, il PIL, l'occupazione, i consumi del Veneto, l'export in modo particolare, avete visto i dati, l'export tira moltissimo, credo che a fine 2018 abbiamo abbondantemente superato il 2007, anno pre-crisi, di circa 12-15 punti percentuali se si confermano i dati nel 16-17, quindi l'export tira moltissimo. Tutti gli altri fattori, anche quello della disoccupazione è decisamente in miglioramento, un buon miglioramento, credo che a fine 2018 anche su questo torniamo alla situazione del 2007. C'è un aumento dei consumi, avete visto, i dati del commercio, consumi interni, perché la crescita del nostro territorio si basa su due aree, l'area dei consumi interni e l'export. L'export abbiamo visto va benissimo, i consumi interni pur riprendendo sono ancora a un livello basso, occorre potenziare. Attraverso che cosa? Ci sono tantissime scelte politiche da fare per rilanciare i consumi. Abbiamo visto che i dati, ritorniamo alla situazione pre-crisi, quindi 2007, con una serie di parametri, quasi tutti i parametri fondamentali, escluso gli investimenti. Perché lancio un appello alla politica e al regolatore? Perché dobbiamo mettere certezze nel sistema bancario, che è uno degli attori, stavo per dire l'attore, certamente è un coattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo. No, non è un problema di super o mini banca, anche perché in questo momento, con queste condizioni, con queste regole, rischiamo di mettere insieme più debolezze e non facciamo certo una forza mettendo insieme più debolezze. Rafforziamo la debolezza. È un problema di regole ed è soprattutto un problema di tempo per digerire le regole. Troppi stress test, troppe ispezioni, troppi cambiamenti, troppa governance che cambia. Il cittadino veneto, l'imprenditore veneto, il socio di questo sistema bancario rischia di essere disorientato.